2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Ben ritrovati a Brescia Belesa. Nel primo quesito di oggi torniamo a raccontare un po' la Torre della Pallata. In che anno venne edificata questa torre? Nel XII, nel XIII oppure nel XIV secolo? E poi padre Giovanni Bonsignori, lo vedete, sacerdote piamartino, è molto conosciuto. Brescia ha dedicato una via a questo illustre personaggio. Ma dove sta questa via? In zona Buffalora, in zona Porta Trento oppure in zona via Cremona? E la Loserta in dialetto bresciano che cos'è? La lucertola, la lampadina oppure la maniglia? Facile. Restate con noi a tra pochissimo, grazie. Michele, guardate qua, fanciulle, è tornato a trovarvi Michele, ma sai quanti ascolti che abbiamo fatto? Grazie a te. In che anno venne edificata la Torre della Pallata? Sai dove sta la Torre della Pallata? Manco quello sai. No. Ma tu vai in centro solo a pomiciare. No, a bere. A bere e a spacciare. Sì. Stavo venuto come un bravo ragazzo l'altra volta. Guarda, in che anno venne edificata la Torre della Pallata? Nel XII, nel XIII o nel XIV secolo? Secolo vuol dire 100 anni. XIII. Dove si trova via Giovanni Bonsignori? In zona Buffalora, Porta Trento o in zona via Cremona? Buffalora? Sì. Non so io. Ma strano, invece parevi proprio preparato. E la Loserta, che cos'è la Loserta? Dai, la Loserta. La Loserta in dialetta. Loserta. Ma vuoi pure le opzioni? La lucertola, la lampadina o la maniglia? La lucertola. La lucertola. Dove sta la lucertola? Non lo so io. Festeggia con la Loserta. Michele, allora tu che passioni hai, che interessi hai oltre allo studio? Cose legali che si possono dire in televisione. Sono appassionato di calcio, sì. Tifoso del Brescia. Insomma, E che dici di questo nostro Brescia, Michele? Quest'anno è del tutto incerto, poca fiducia da parte mia. Poca fiducia. Senti, non parliamo del Brescia, ma parliamo della Torre della Pallata a Brescia, sempre nella nostra città. In che anno è stata edificata secondo te? Nel XII, XIII o XIV secolo? Tu sai dove sta la torre? Sì. Corso Garibaldi. Corso Garibaldi, sì, all'incrocio con Via Pace e Corso Mamini. Direi XIII secolo. XIII secolo, bravo! E dove si trova via Giovanni Bonsignori? In zona Buffalora, in zona Porta Trento oppure in zona via Cremona? In zona via Cremona. Sì, conosci un po'? No. Buttato a caso. La Loserta in dialetto bresciano? La Loserta. Cos'è la Loserta? Lo sai? Lucertola. Ti capita di vedere in estate? Non ti spaventa? Fanno schifo? No, sinceramente no. Vero uomo sto qua, non c'ha paura di nulla. Ecco le soluzioni al nostro quiz bresciano di oggi. La Torre della Pallata venne edificata nel XIII secolo e via Giovanni Bonsignori sta in zona via Cremona, andatela a cercare. La Loserta è lei, spaparanzata al sole, beata, guardatela qua, la lucertola. Bene, chiudiamo qui questa puntata, vi rinnoviamo l'appuntamento. Alla prossima, grazie.